Buongiorno, ben ritrovati in un appuntamento con l'informazione di Telefriuli. Da questa mattina con l'Italia per la prima volta tutta in zona bianca è decaduto l'obbligo di indossare le mascherine all'aperto. Le protezioni però dovranno essere sempre a portata di mano. Saranno obbligatorie nei luoghi al chiuso, ad esempio in ufficio, sui bus e nei supermercati, e andranno indossate anche in caso di assembramenti in aree esterne. Di fatto non cambierà molto per i cittadini, anche se l'ordinanza del Ministro della Salute Roberto Speranza, valida fino al 31 luglio, dispone la decadenza di un obbligo che durava da ben 15 mesi, ovvero da marzo 2020. La mascherina in estrema sintesi andrà indossata in tutti gli ambienti chiusi, ma anche nei bar all'aperto, quando ci si avvicinerà alla cassa per pagare il conto o quando ci si recherà alla toilette. I camerieri invece dovranno indossarla sempre, così come i bagnini. Resterà obbligatoria anche nei cinema o durante gli spettacoli all'aperto, nonostante le sedute distanziate. Per i cittadini, infine, resta sempre in vigore l'obbligo di mantenere il distanziamento sociale. È in corso d'opera di spegnimento di un vasto incendio divampato in via Monte Sei Busi, all'interno del campo dei cittadini Roma Udine. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco del comando del capoluogo friulano a bruciare diverso materiale stoccato all'interno dell'area. Le cause sono in corso di accertamento. Sul posto la polizia locale di Udine. La colonna di fumo che ha prodotto il rogo è visibile da chilometri di distanza. La principale urgenza per i pompieri è la messa in sicurezza delle bombole di gas. I vigili del fuoco stanno operando sempre nel capoluogo friulano, anche a Pradamano, all'altezza di via Buttrio, in prossimità della rotonda. Qui si è sviluppato un incendio che ha interessato le sterpaglie e che potrebbe lambire la ferrovia. Incidente stradale questa mattina lungo la regionale 464 all'incrocio per Plasenci, Straffagagna e Coseano. Un turista tedesco ha avuto un problema al gancio di traino della roulotte che si è spaccato. La roulotte è finita gomme all'aria in mezzo alla carreggiata. Fortunatamente non ha colpito altri mezzi. All'interno non c'era nessuno è rimasto ferito. Parte del bagaglio è finito sulla strada. Precauzionalmente è stata inviata un'ambulanza. Sul posto anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della roulotte e della viabilità. Il traffico è stato ripristinato poco dopo. Con la popolarità delle case vacanze prenotabili online è aumentato il rischio dei tentativi di truffa da parte dei sedicenti proprietari e affittacamere. A essere presi di mira soprattutto gli utenti inesperti o chi per la prima volta si cimenta con le prenotazioni su internet. La Polizia Postale ha voluto dare alcuni consigli per evitare spiacevoli sorprese. L'estate 2021 è ormai alle porte e gli italiani, tra Green Pass e vaccini, si preparano a prenotare le loro vacanze. La rete si conferma uno dei metodi più utilizzati per questo tipo di prenotazione ed è per questo che la Polizia Postale in questo periodo emana una serie di consigli volti a prevenire il rischio che dalla prenotazione di una casa vacanza ci si ritrovi poi in una casa fantasma. È bene infatti seguire alcuni piccoli consigli durante la navigazione. Ad esempio, quando intendiamo prenotare una casa vacanza su un determinato sito, è bene caricare le immagini dell'immobile stesso su un comune motore di ricerca. La rete in questo modo ci restituirà una serie di recensioni positive o negative che ci permetteranno di orientare le nostre scelte. Analogamente è possibile fare una verifica dell'indirizzo di residenza dell'abitazione stessa. In questo modo, caricando ad esempio l'indirizzo su un comune portale motore di ricerca quale può essere Google Maps, possiamo verificare di persona in qualche modo l'effettiva presenza dell'immobile, evitando così il rischio di incorrere in case fantasma. Per quanto riguarda poi i metodi di pagamento, è sempre bene affidarsi a metodi di pagamento tradizionali, diffidando quindi da carte prepagate o sistemi di pagamento che prevedono in qualche modo il trasferimento del denaro. Ancora, è bene evitare di cedere alle offerte che invitano a uscire dal sito di riferimento, in quanto solitamente sono il preludio di metodi di pagamento quantomeno sospetti che sfociano in vere e proprie truffe.
La cronaca: due cittadine rumene di 20 anni residenti all'estero sono state denunciate ieri sera dai carabinieri di Martignacco per furto aggravato in concorso. Avevano rubato 7 paia di calze sportive dal negozio Scarpe Scarpe dal centro commerciale Città Fiera per un valore di 56 euro e le avevano nascoste nelle loro borsette. Un 22enne di Udine poi è stato denunciato per evasione dai militari dell'Arma dopo essersi allontanato dalla propria abitazione, pur essendo agli arresti domiciliari è stato bloccato dai militari a seguito di una lite che l'ha visto protagonista insieme a un altro giovane in via del Bon. A seguito della lite, nato per futili motivi, il 22enne ha riportato lesioni lievi medicate all'ospedale di Udine. Il crimine di guerra esclude ogni giustificazione. Questa è una delle pagine più buie del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia. A dirlo il sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè, partecipando ieri alla cerimonia che si è svolta al Bosco Romagno in comune di Cividale in occasione del 76esimo anniversario dei funerali degli osovani imprigionati alle Malghe Porzus e poi uccisi. Con gli onori ai caduti e la deposizione di corone d'alloro davanti al cippo all'ingresso del parco del Bosco Romagno di Cividale, sono stati ricordati i partigiani della brigata Osoppo fatti prigionieri alle Malghe di Porzus nel febbraio 1945 e uccisi nei giorni successivi nei pressi del bosco. La cerimonia si è tenuta in occasione del 76esimo anniversario dei funerali degli Osovani, celebrato il 21 giugno 1945 nella città ducale. Il crimine di guerra, ha sottolineato il sottosegretario alla difesa Giorgio Mulè, esclude ogni giustificazione. Questa è una delle pagine più buie del Friuli Venezia Giulia e dell'Italia. È necessario trasmettere il senso dell'importanza della vita per evocare le motivazioni profonde che hanno alimentato la rinascita del nostro popolo e che sono alla base della Costituzione. Io direi che è stato importante l'intervento della professoressa Del Din, che ci ha ricordato l'attualità del messaggio del sacrificio dei giovani osovani. La democrazia non è un bene acquisito per sempre, non è una cosa che è definitivamente acquisita, è sempre in pericolo e va sempre custodita, conservata, restaurata, integrata in adeguamento ai tempi, cioè seguendo i tempi, i cambiamenti che avvengono. Qui al Bosco Romagno, per commemorare il sacrificio degli uomini della brigata Osoppo trucidati nel 1945, sacrificio che esalta i valori di democrazia e di libertà che sono ancora attuali e sul quale tutti noi dobbiamo ancora impegnarci. Nel motto della brigata Osoppo c'è scritto Peinestri Fogolars, perché lega proprio quei valori fondamentali della comunità locale, quei valori umani, alla proiezione del futuro, tanto che il Presidente Volpetti pensa di mettere insieme alla bandiera italiana in questi luoghi anche la bandiera europea guardando al futuro. La proposta che umilmente mi sento di fare al Presidente Volpetti e agli amici dell'Osoppo è che insieme a queste due bandiere ci sia anche la bandiera del Friuli, Peinestri Fogolars, perché sono i valori di questa terra che hanno fatto sì che oggi riusciamo a guardare con fiducia e speranza al progresso e alle nuove generazioni. Si è concluso il 9° simposio della Scuola Mosaicista Lignano, un'opera ideata da Carlo Ciussi e realizzata dagli alunni diplomatisi quest'anno. Decora ora il bagno 1. 3, 2, 1, via! A Lignano Pineta oggi la Scuola Mosaicisti inaugura, assieme alla famiglia Ardito, che da anni ormai ha deciso di regalare a Lignano Pineta questa galleria a cielo aperto, inaugura il bagno numero 1 con un'opera di Carlo Ciussi, realizzata dalle allieve specializzanti della Scuola appunto Mosaicisti del Friuli. Questa è il 9° anno in cui la Scuola Mosaicisti si cimenta qui a Lignano Sabbiadoro in questo simposium di arte per arredare appunto i bagni. Turismo e arte ancora una volta a Lignano Pineta vanno a braccetto, questo grazie alla lungimiranza e all'impegno della famiglia Ardito e di Giorgio che ha stretto questa collaborazione importante con la Scuola Mosaicisti del Friuli, un'eccellenza non solamente della nostra regione ma della nostra nazione a livello mondiale. Quindi si tratta di abbinare quello che è il turismo, l'essere liberi finalmente di stare insieme con le proprie famiglie al mare, con apprezzare quella che è una delle più
importanti ed eccellenti espressioni dell'arte nella nostra regione. Iniziativa importantissima che consente a Lignano di promuoversi con iniziative di livello che mettono insieme le eccellenze della nostra regione, in particolare con la scuola mosaicisti di Spilimbergo, e far conoscere, oltre al bellissimo territorio di cui godiamo, anche le nostre eccellenze culturali e di un artigianato veramente importantissimo. Siamo alle notizie sportive, si muove in uscita il mercato dell'Udinese Calcio con l'ufficialità della cessione di Ingelsson alla Lanska Rostock, ma la notizia che più attira i tifosi bianconeri è quella della frenata nella trattativa per l'attaccante Maxi Romero. Sembrava tutto fatto, visite mediche comprese, invece ora si apprende che proprio i test fisici di rito effettuati a Roma 10 giorni fa hanno instillato dubbi nella dirigenza friulana, che prima di far firmare il contratto al giocatore vorrebbe testarlo, idea che non piace al club olandese, che nel frattempo ha convocato Maxi Romero per ritiro e lo sta facendo allenare a parte. Siamo in chiusura, subito dopo la pubblicità appuntamento con A Voi la Linea, con anche collegamenti in diretta dal territorio, approfondimenti dal territorio. Grazie per l'attenzione e buona giornata.